Enzo, si accomoda, signor Enzo, un amico nostro, cioè Enzo, sai, l'amico è Pico Pallino. Ma dopo Pico Pallino? Enzo, signor Enzo, vieni un po' qua per piacere. Il signor Enzo, anche lui faceva il manager. Vedi? Per ringraziamento. Purtroppo ha avuto un problema, non è cresciuto. Lui adesso in questo momento che fa? Mette un cartogesso. Perché mette un cartogesso? Perché lui non è stato l'attezzo proprio come manager. Perché poi ti dicevo quando hai detto ma dillo. Allora voi state dicendo che adesso non l'attezzo come manager. No, grazie per. No, però. Allora, torniamo a noi. La conosci questa artista? Sì, è Jessica Simpson. La conosci, no? È una. Questa è una produzione nostra. Ok. Ragazzi, noi entriamo nella palla. Se noi entriamo nella palla. Madonna, che ci conosciamo? Allora, e i soldi avete cacciato per sta guaglione, per questa Jessica Simpson, voi avete cacciato. Ma non c'è bisogno di cacci soldi, fratello caro, che i soldi sono venuti a finire. Vedendo questa immagine. Che sei nata palla. No, andiamo alla palla, ma quale palla, fratello caro? Allora, questo non è. Lascia perdere. Mettiamolo qua. Allora, facciamo parliamo di lui. Lei. La festa di piazza, la potete organizzare, se no? Allora, io ho parlato di questo ok, parliamo di cose serie, parliamo di cose serie. Ah, ecco, poi facciamo cantare Issi che base, non c'è perché Issi e base mi fai, l'arrangiamo e buttiamo qua. Signor Lello, lei se la sente di prendere questa responsabilità? Ma io nel momento in cui l'ho portato qui già ho preso questa Ho responsabilità. capito. Noi dobbiamo stabilire la produzione al signor Nando. Allora, voglio dire, prendiamo la palla. Giusto? La palla e balzo. Prendiamo la palla e balzo. Esatto. Allora, lui ha bisogno di una produzione, ha bisogno di un disco, ha bisogno di televisione, radio, purtroppo ci vogliono i soldi. Soprattutto io ci capite che voi tutti e due i soldi, state peggio, più peggio secondo me. E voi? No, tu pensa a te, amico, voi pensate a voi. Allora, io faccio la produzione quando stanno i soldi. Ah, voi fate la produzione di quando. È logico. Io metto la mia amicizia. Allora, la vostra amicizia. Ma tu si può toccare uno, ma andiamo a Sanremo, fammi capire. Ma no, polizia a Sanremo. Ma almeno è che noi andiamo a prendere fiori a Sanremo. Lascia capire una cosa, no, venite a me, venite da me, no? Venite da me che ne parliamo da vicino a soldi. Ah, a soldi. A soldi che faccio ma voi i soldi tenete, e gli alcuni tenete, i soldi. Stai confondendo. Scusate, voi producete, ma cosa volete produrre? Il vostro. No, secondo me Giovanotto a magagna proprio direzione. Ma io vedo una brava persona, vedo. Non è una brava persona. Sicuramente. Alle volte di me. È una bella persona. Ma perché se l'abbiamo valucito, no? L'abbiamo un bel Natale lo dico, almeno facciamo per Natale. Ma seriamente non si può appazzare. Ma noi stiamo parlando seriamente. Allora, noi abbiamo fatto un disco guaglione. Allora, calci con gli sponsor, abbiamo anche uno sponsor per tutti e tre. Papello. Allora facete una cosa, organizzate una serata perché voglio cantare un po' una festa di piazza. Ma che se non è senza niente. Ma una cosa. Troviamo uno sponsor. Aspetta, Nando, parliamo noi due. Troviamo uno sponsor. Questo sponsor, vediamo, cerca di fare soldi per fare il disco. Si canna arrivano i soldi, chi se ne canna mai. Dobbiamo trovare degli sponsor. E tu manager, secondo me non lo farai mai, capisci? E chi sei un produttore? Perché Manco già la fornuta hai fatto. No, io